Sono arrivate stremate con il bambino di 4 anni che non smetteva di piangere. È stata una cosa veramente, credetemi, lo dico a chi può, straordinaria. Cioè nel senso che quello che ti dà un'accoglienza di questo tipo è... Ci abbiamo mangiato, mangiamo insieme, insomma stiamo insieme. I bambini... Il sindaco Brugnaro racconta i primi giorni insieme alle persone giunte dall'Ucraina a cui lui e la moglie Stefania hanno deciso di dare ospitalità. Si tratta di 2 donne, mamme con 3 figli. La cosa divertente è stata che i miei bambini erano via quando loro sono arrivati perché erano in Toscana. Quando sono tornati ho detto ma hanno usato la PS5? No. E allora gli ho detto no, allora subito. E poi piano piano li ha invitati loro. Loro sono stati a invitare i bambini a giocando. Il gioco, quello che vedo io il gioco, il momento del pranzo, i momenti così sereni sono quelli dove parli con le persone. E allora abbatti le barriere perché sennò... Però ci vorrà tempo, insomma, ci vuole un attimo di calma. E credo, io lo racconto questo, perché sennò onestamente non sono abituato. Lo racconto perché vorrei testimoniare la felicità che mi ha dato questa cosa, che ha dato a me, ha dato a Stefania, ha dato ai bambini, cioè è una cosa bella se si può ovviamente. L'appello del primo cittadino è a chi può accogliere che lo faccia. Perché io voglio testimoniare che è una bellissima esperienza e non c'è limite su questa cosa qua, cioè nel senso che adesso vedremo cosa vorranno fare loro. Queste sono persone che avevano un lavoro, avevano una casa, stavano facendo, gli hanno bombardato le case, sono scappati con quello che avevano, sono arrivati in macchina da noi. Non abbiamo fatto domande sulla guerra, addirittura non guardiamo i telegiornali, cioè li guardo di nascosto perché cioè, dovete capire che sono persone traumatizzate, persone normali. Immaginate di essere voi che vi bombardano la casa, vostro marito, il marito della piccola non può uscire dal paese, era un conferenziere nella vita normale, non può uscire dal paese, pensate, e si parlano col telefonino. Brugnaro lancia poi un appello sulla gestione dell'ospitalità nei singoli territori. Per quanto riguarda il Comune di Venezia e la città metropolitana, noi suggeriamo che ogni sindaco sia particolarmente coinvolto. Nella direttiva il governo ha nominato il Presidente di Regione, ogni Presidente di Regione commissario. Noi crediamo però che il ruolo dei sindaci debba essere centrale.